Bene, allora, adesso andiamo molto avanti. Tutto ciò riguarda una teoria molto importante per la scrittura. E questa è la teoria. Andiamo dall'ISIS all'iceberg. E ho scoperto oggi che non esiste una parola in italiano per iceberg. Resta una parola sempre in inglese. Quindi dall'ISIS all'iceberg. Chi ha spiegato in modo molto sintetico questo concetto? Si chiama Ernest Hemingway. E l'altro giorno ho tenuto una lezione a Roma 3 insomma, dedicata ai racconti di Hemingway e soprattutto questa teoria sua dell'iceberg che praticamente ripete tutto quello che stiamo cercando di mettere a fuoco stasera. La lacuna, l'importanza di nascondere la gran parte del racconto per far spiccare l'elemento importante. Allora, io ho parlato a Roma 3 di questo racconto di Hemingway famoso, si chiama Campo Indiano, un racconto tra l'altro molto intenso, sconvolgente, violento ma anche bellissimo, in cui abbiamo a un certo punto, questo è il testo in italiano, un famoso punto di svolta e si tratta di due parole in italiano. In inglese è una parola sola, later. In italiano invece, questa è la traduzione di, aspettate, Mantovani, Vincenzo Mantovani, e lui scrive più tardi. Allora, questo più tardi è una cosa rivoluzionaria in questo racconto. Perché stiamo andando avanti, c'è una vicenda, c'è una situazione, c'è tanta dramma, ci sono questi elementi messi insieme e stiamo lì e poi questo salto pazzesco grazie alla lacuna e così arriviamo a questo più tardi. Quindi già è successo un sacco di roba. Così come in Dante questo when he died. Come mai? Com'è possibile when he died? Quando? Come? Perché? Quindi abbiamo questo famoso salto, una lacuna notevole in Campo Indiano. Allora, qual è questa teoria di Hemingway dell'iceberg? Io faccio leggere agli studenti un'intervista che ha fatto Hemingway sul Paris Review, la rivista famosa, e lui è stato intervistato da George Plimpton, il primo direttore del Paris Review, in cui lui dice che la parte sopra l'acqua che si vede è il testo e la parte sotto è l'iceberg, no? Cioè l'iceberg si tratta di questa massa che non si vede. E lui dice, in inglese lo cito, the knowledge, questo è per lo scrittore, the knowledge is what makes the underwater part of the iceberg. Cioè è questa consapevolezza della parte nascosta che sostiene la parte sopra. E quando parliamo di Hemingway e della sua prosa pulita, pulitissima, si tratta di questo
questa prosa rarefatta sopra, che incontriamo noi lettori, intanto sotto questa massa di sangue, una massa tutto sconvolgente, disturbante, un caos proprio. E questo caos che sostiene, che regge la parte sopra. Quindi lui ci fa capire in poche parole l'importanza di sapere cosa c'è sotto l'acqua, perché altrimenti questo sottotesto, tutta l'informazione implicita non funziona. Altrimenti abbiamo una mancanza, una pura mancanza, e c'è questo squilibrio, perché quando non abbiamo una base, quando lo scrittore non capisce di cosa si tratta, la massa sotto l'acqua, allora fallisce. Un altro mio scrittore preferito, che purtroppo è morto negli ultimi mesi, William Trevor, nella sua intervista sul Paris Review, anche lui parla di questo modo che aveva lui per capire tutto quello che faceva un suo personaggio, cioè cosa faceva, cosa mangiava a colazione, come si vestiva, tutto, cioè ha fatto il letto o non ha fatto il letto, è uscito di casa senza baciare la moglie o dopo aver baciato la moglie. Lui sa di tutto e poi questo personaggio arriva in un certo punto e il racconto inizia. Quindi la freccia ci porta in avanti, però per arrivare a quel punto di partenza tu devi fare tutta questa strada, la parte sotto, per arrivarci. E il resto non è di buttare via, è di capire silenziosamente. Un'altra scrittrice ancora che ho intervistato io 10 anni fa più o meno a Parigi, Mavis Gallant, ed è morta purtroppo anche lei un paio d'anni fa. Ha detto a un certo punto solo certi momenti sono importanti in una vita e bisogna raccontare, isolare e raccontare quei momenti. E per lei questi momenti sono proprio i punti di svolta in una vita. E di nuovo, come si fa per arrivare a questi punti? È sempre una lacuna che ci porta a questo momento decisivo, definitivo. Quindi l'obiettivo è il vuoto pieno, questa contraddizione si può dire in termine. Questo è lo scopo, altrimenti la lacuna diventa pericolosa e il racconto non può funzionare e diventa un punto debole, anzi, nel racconto. Quindi si può dire puntiamo a un vuoto pieno, voluto, un vuoto voluto, anziché girare a vuoto, no? Non vogliamo girare a vuoto dentro un testo letterario, perché un testo letterario è una cosa artefatta e controllata per forza, per eccellenza. Abbiamo un po' di tempo, quindi adesso cerco un po' di chiudere
La lezione, mentre mi preparavo, mi è venuto in mente un altro modo per me personalmente, altre valenze, insomma, di questo concetto della lacuna, di questo spazio tra le righe. E una valenza sarebbe certamente per me una nuova strada, ed è la traduzione, perché quando si traduce bisogna fare conti con proprio le lacune, questi spazi tra le lingue, perché non esiste un legame puro e netto tra due lingue diverse. Si tratta sempre di un buco, un vuoto, uno spazio, una lacuna, di nuovo. Quindi c'è questa sconnessura tra le parole e il traduttore cerca di realizzare in qualche modo un legame tramite questo processo di avvicinanza. Ho fatto leggere recentemente un articolo molto interessante da un traduttore, si chiama Michael Emmerich. Lui è un traduttore dal giapponese e ha scritto un saggio molto bello, acuto, si chiama Beyond Between, Translation, Ghosts and Metaphors. E lui sostiene che la traduzione sia un punto di incrocio, un nodo, anziché un ponte. Lui è contro questa metafora prevedibile di una traduzione sempre un ponte tra le lingue, un legame tra le lingue che si arriva, c'è la lingua di partenza e la lingua di arrivo. Quindi lui presenta un altro modo, un'altra immagine, cioè, anzi, siamo sospesi, il traduttore è sospeso tra le lingue e lui vede il ruolo di un traduttore come un fantasma che non esiste. E qual è un fantasma? Cosa vuol dire? Una lacuna, no? Un'assenza, di nuovo per eccellenza. Abbiamo fantasmi in Dante, inutile dire, tantissimi. Abbiamo il morte nella canzone di Dylan e abbiamo anche in Dylan questo matrimonio che sta morendo. E alla fine la canzone parla di questo, di questa morte, no? Questa vita di coppia condivisa, quest'amore che sta morendo pian piano. Quindi il tema della morte è molto forte in entrambe le opere. E alla fine la morte è il non detto, no? Perché non è narrabile. Per chi scrive, se siamo vivi, non possiamo capire la morte. Quindi questa cosa resta fuori dal tempo narrativo, la morte. E questo è molto interessante quando pensiamo di questa canzone di Dylan e certamente di Dante. La lacuna mi aiuta di capire meglio forse il mio progetto, il mio cammino in italiano, cioè le opere di Matisse, la scrittura di Agatha Christoph, il suo modo, cioè lei
ha detto in una sua intervista alla Christophe che scrivendo in francese, lei riesce ad arrivare ad azzeccare lo stretto necessario. Quindi per uno che scrive in un'altra lingua, come la Christophe, come me in questa fase sperimentale, è molto duro il percorso, però è anche bello perché io sono sempre alla ricerca di una pulitezza stilistica, una voce, una visione essenziale, no? E quando a 15 anni, no, ascoltavo questa canzone, per esempio, è questo che mi colpiva, l'economia di Dylan, di far muovere le cose. In 7 minuti abbiamo questa storia enorme, sembra sconfinata questa storia, c'è una morte, un matrimonio, lui va via, torna, tutte queste cose che succedono nel giro di 7 minuti. Quindi mi fa capire meglio il desiderio di scrivere in un'altra lingua, che è sempre una mancanza, perché mi manca proprio il controllo che avevo una volta e mi mancano tantissime parole quando scrivo in italiano. Di nuovo una lacuna vera e propria. E la posizione, secondo me, dello scrittore esiste sempre dentro una sorta di lacuna. Quindi si può ricamare sopra questa parola, secondo me, questa parola chiave, per capire proprio il rapporto tra la vita, che è il nostro materiale, e la zona creativa. Perché la scrittura si svolge sempre in un buco. Io mi rinchiudo quando scrivo. Io non posso leggere il quotidiano, non posso pranzare con una mia amica, non posso uscire. Per scrivere devo rinchiudermi in una tomba voluta. Questo è fondamentale. Quindi si allarga il senso di questa parola grazie a questa lezione, grazie che ho cercato di rendere poco più formale, ma ripeto, lo scrittore abita la lacuna e deve ritagliarsi quindi la propria lacuna, lo spazio per poter creare. Vi lascio con un ultimo consiglio, un libro da leggere, un libro geniale, molto ironico, si chiama Bartleby e compagnia in italiano, lui è spagnolo, quindi in italiano il titolo è Bartleby e compagnia, pubblicato nel 2007, e questo è un libro di Enrique Villamatas, e lui parte del racconto famoso di Melville, Bartleby, no? E è un libro che parla proprio del tema del silenzio come chiave per la letteratura, e tutto il libro è meraviglioso, tutto il libro commenta un libro che non esiste, quindi commenta un buco, un vuoto, che quindi è un'operazione al contrario dell'iceberg, ed è favoloso perché vediamo tutto da un altro punto di vista, cioè queste note che sostengono, cioè abbiamo soltanto la parte sotto e niente sopra, proprio nulla, c'è un buco, un vuoto. E parla di insomma una serie di scrittori che
si rifiutano di scrivere, che scelgono, che preferiscono il non detto, no? Quindi che scelgono il silenzio, che restano consapevolmente dentro la lacuna. Non vi consiglio questo passo, se volete scrivere, scrivete, però secondo me per chi scrive è un libro molto forte, perché per scrivere bisogna scrivere con questa consapevolezza, proprio della decisione di mettere le parole sulla carta. Quindi abbiamo raggiunto le 9 e mi chiudo. Grazie per l'attenzione.